Per la 27ª giornata del campionato giovanissimi elite girone B si affrontano Atletico 2000 e Pro Roma. Un primo tempo che non ha grosse occasioni, ma il Pro Roma si porta in avanti con un lancio di Felici sulla fascia lanciato da Savarese. Savarese la mette subito in mezzo, la girata vincente di Fino Nardi. Il Pro Roma con un'azione riesce a portarsi in vantaggio, gol importantissimo ai fini della gara. L'Atletico 2000 ci prova allora con un tiro da fuori da parte di Cespuglio, che però finisce alto, e così finisce anche il primo tempo. Nella ripresa subito Pro Roma, un tiro da fuori da parte di Ciambellari che viene parato centrale. L'Atletico allora comincia l'assedio, prima parte il tiro di Persia che però viene parato, poi ancora un tiro da fuori da parte di Gabrielli, bellissima, traversa da fuori. Sul finale ancora l'Atletico con questo tiro di Proietti che però viene ancora una volta parato in angolo. L'Atletico ci prova in tutti i modi ma non riesce a trovare neanche il gol del pareggio. Rammarico per i padroni di casa, bella vittoria invece per gli ospiti.